Dopo la sosta natalizia il Santa Venerina torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno, con l'obiettivo di cominciare bene il 2026. Avversaria Riviera Nord, squadra che è al quinto posto in classifica e che sta attraversando un ottimo momento di forma, con 6 vittorie ad un pareggio nelle ultime 7 partite. Mister Calvaruso riparte dal 4-3, assente Buallegua e gioca maniscalco tra i pali. Linea difensiva composta da Lopez, Gulli, Spambinata e Zanella. A centrocampo Basile e Fratelli Scapellato. La grande novità in attacco, perché con Sinatra e Carbonaro gioca Pisasara nel tridente largo a destra. Ottima avvio di partita dei padroni di casa, Daniele Scapellato per Basile. Di prima intenzione verso Sinatra. Sinatra per Fabrizio Scapellato che apre subito. Di prima intenzione anche lui per Pisasale. Pisasale prova il destro sul primo palo. Respinge Gualberti. Rimessa laterale in zona d'attacco. La batte Lopez. Lunga all'interno dell'area. La palla passa. Finisce a Fabrizio Scapellato che spara alto da buona posizione. Basile riceve da Zanella. Poi scambia ancora col numero 3 che verticalizza per Sinatra di petto. Si infila Pisasale, il controllo. Pisasale col mancino. Esterno della rete. Continuano a spingere il rosso giallo-blu. Scapellato per Carbonaro. Ancora Fabrizio Scapellato. Sinatra riesce a girarsi. Grande imbucata per Fabrizio Scapellato. Il controllo. Scapellato il tiro cross. Non ci arriva Pisasale sul secondo palo. Un'altra rimessa di Lopez. Ancora lunga all'interno dell'area. Sponda di Carbonaro per l'acrobazia di Sinatra. Fuori di un soffio. Scadere del primo tempo. Gualberti sbaglia il rinvio. Intercetta Pisasale che verticalizza subito per Sinatra. Grande stop di Sinatra. Sinatra la conclusione. Respinge Gualberti. Poi Brancato riesce ad allontanare. Controlla a seguire di Fabrizio Scapellato. Scapellato dal limite. Ancora Fabrizio Scapellato. Aveva chiuso il 2025 con un gol dal limite. Apre il 2026 con la stessa moneta. Quinto gol stagionale per lui. Riviera che accusa il colpo e sbanda vistosamente. Qui Psaro pressato da Pisasale che gli porta via la sfera. La affida a Sinatra all'interno dell'area. Sinatra resiste un contrasto. Sinatra la mette dentro per Carbonaro. Anticipo fondamentale di Bertuccelli. Minuti di recupero del primo tempo. Daniele Scapellato batte rapidamente un piazzato per Pisasale. Prolunga a destra verso Carbonaro. 1 contro 1 contro Ipsaro. Carbonaro cerca il cross. Il rimpallo lo favorisce. Carbonaro la mette al centro col mancino. La palla finisce a Sinatra. Sinatra col destro. Salvo Sinatra. 12 in campionato per lui. 2-0 per il Santa Venerina. Non cambia il copione della partita nella ripresa. Sinatra spara alla porta, difende la sfera. Poi il tacco per l'inserimento di Lopez. Contrasto con Ipsaro. Voleva il rigore Lopez. Si continua a giocare. Questo è il contatto tra Lopez e Ipsaro. L'arbitro ha lasciato proseguire. Prova a ripartire Riviera centralmente con Visconti. Capisce tutto Daniele Scapellato che intercetta il pallone e lo serve in profondità per Carbonaro. A posizione regolare. Carbonaro uno sguardo in mezzo. Basso per Sinatra che scheggia il legno alla sinistra di Gualberti. 57esimo, Spampinato nel cerchio di centrocampo per Sinatra che resiste al rientro di Visconti. Poi va in verticale per Carbonaro, posizione regolare. Carbonaro davanti a Gualberti. La finta, Carbonaro la piazza col destro. Nino Carbonaro, 12 in campionato. L'asse Sinatra Carbonaro al suo meglio. Assist del 10, gol del 7. Provano a scuotersi gli ospiti. Buda, una serie di finte all'interno dell'area. Buda fermato da Lopez. Poi ci prova roll dal limite. Fuori di poco. Primo cambio per Mister Calvaruso. Fuori Basile. Dentro Mongelli. Mongelli tocca il primo pallone della sua partita verso Pisasale. Pisasale va da Fabrizio Scapellato di prima per Sinatra. Posizione regolare. Sinatra la mette bassa per Carbonaro. Eccesso di altruismo. Capisce tutto Bertuccelli. Un altro cambio per Mister Calvaruso. Finisce la partita di Fabrizio Scapellato. Spazio ad Angelo Trovato. Minuto 73. Punizione interessante per il Riviera. La batte Portovenero. In mezzo tocca Mongelli che beffa maniscalco e infila la sua porta. Accorciano le distanze così gli ospiti. Gulli mette in movimento Daniele Scapellato e guarda la profondità. Serve bene con l'esterno Sinatra. Sinatra filtrante per Mongelli. Mongelli prova il pallonetto col mancino. Alto di poco. Altre due sostituzioni nel finale per il Santa Venerina. Fuori Pisasale, dentro Magri. E fuori anche Zanella, dentro Simone Grasso. Sinatra avanza sulla tre quarti, poi la lascia a Magri che apre bene sulla sinistra per Grasso. Grasso, il traversone al centro per lo stacco di Mongelli che centra la traversa. Migliore inizio di 2026 non poteva esserci. Il Santa Venerina riprende la sua marcia e batte 3-1 il Riviera Nord che non perdeva in campionato dal 1 novembre. Una buona prestazione per la squadra di Calvaruso con tutte le insidie del caso che in genere riservano le partite dopo una sosta. Trame di gioco piacevoli, sviluppo della manovra veloce col solo peccato di non aver capitalizzato al massimo le tante occasioni create. Non c'è tempo però per adagiarsi su questa vittoria perché il calendario è fitto. E mercoledì si scende di nuovo in campo per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. A Vincenzo Grasso infatti arriverà un avversario davvero tosto, il Belpasso.